Ma gliel'hai dato da mangiare ai gatti? Sì, sì, no, no, perché poi se no ricominciano, dite, dite, ma poi la canticchiate, questa canzoncina di Rossini, è vero, eh? Noi ci vediamo sempre lontano, anche a quest'ora che è ancora un po' buio, ma sarà un'altra gran bella giornata sul nord e speriamo anche sul resto d'Italia. Buongiorno, buongiorno. Fine mese, siamo già a fine mese, il che non significa prendere lo stipendio, Simone, buongiorno, assolutamente no, non è detto, perché qui lo stipendio arriva quando ce lo meritiamo ed è giusto, ed è giusto, ed è giusto. Il buongiorno si sente dal Varin, certo, se volete accelerare lo stipendio del Varin e del Simone, conto corrente postale 37671294, Radio Libertà vive anche del vostro sostegno economico. Il buongiorno si sente dal Varin. Ah, che bello essere qua, soprattutto di venerdì. Posso stiracchiarmi in diretta, tiro, 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 pompo, pompo, pompo. Anche oggi pomperemo le notizie migliori, ma anche e soprattutto le peggiori dei quotidiani, non fermandoci su quelle che vengono trattate da tutti. Questo è un po' il segreto di Pulcinella della rassegna stampa variniana, cioè oggi ti dico, ho fatto più fatica del solito, ma molta fatica, perché tutti parlano chiaramente, l'Europa, i dazi, lo sciopero dei magistrati, eccetera. Bene, io eviterò queste argomentazioni, chiaro che il titolo ve lo leggo, eccetera, ma non vado a leggervi ogni giornale su questo argomento, sull'altro argomento, sempre gli stessi. Cercherò di darvi la differenza, perché se avete scelto Radio Libertà, se mi state seguendo in auto, nella banda DAB della vostra autoradio, in TV sul canale 252 del vostro televisore, ma anche su internet, su Facebook e su YouTube, ciao ciao agli amici che ci seguono sulla pagina Facebook di Radio Libertà, ma anche su quella di Lega Salvini Premier e di Lega Giovani. Cercate la differenza e allora facciamola questa differenza, prima di tutto ricordandovi la vera differenza di questa rassegna stampa, che è quella di parlare con voi, di ascoltarvi. Io vi parlo, voi mi rispondete, a volte mi insultateci pure, piace tantissimo a tutti noi, ci sdraiamo, ci fate ciò che volete attraverso WhatsApp 340 6709 659, perché ci chiamiamo Radio Libertà, 340 6709 659, perché Radio Libertà significa farvi parlare qualunque sia il vostro pensiero, senza problemi, che se scrivo questa cosa mi dicono? No problem, io te la leggo. Partiamo dall'ANSA, che ansia quando apro l'ANSA. Il Papa sta bene. Oh, vedi che abbiamo fatto bene a scherzare con la fotografia del Papa vestito da vigile. Il Papa è vigile, il Papa è fuori dalla fase critica, ma è presto per togliere la prognosi. Questa è l'apertura del sito dell'ANSA. Su Repubblica mette in apertura l'intervista a Dombrovskis. L'Unione Europea reagirà ai dazi di Trump. Il PIL mondiale può crollare del 7%, ragazzi, tocchiamo ferro e tutto il resto, ma poi chiaramente vi segnalerò anche all'interno questa notizia. Il Corriere invece apre con il piano di Meloni per la difesa, alzare le spese militari fino al 2,5% del PIL. Alegher. E Starmer incalza Trump, non si premi Putin. Questa è l'apertura del sito elettronico del Corriere. Ci tuffiamo subito sui quotidiani, partendo dai giornaletti come li chiamiamo, cioè su quelli meno importanti ma che molto spesso ci azzeccano, come ad esempio il vostro preferito, lo so che ve lo sognate di notte, il Manifesto. Il Manifesto mette in apertura la manifestazione dei magistrati e titola Vizio di riforma. Alta adesione allo sciopero dei magistrati contro la riforma Nordio. La separazione delle carriere e il sorteggio per il CSM minacciano l'autonomia. Avremo PM controllati dall'esecutivo. Meloni, per raffreddare lo scontro, ha poco da offrire. Sorteggio sì, ma temperato.
In taglio alto, il manifesto mette un'altra notiziona importante che viene ripresa anche da tutti gli altri quotidiani, il messaggio storico del leader curdo Abdullah Öcalan. Ricordate? Deporre le armi e sciogliere il PKK. Le parole attese da 10 anni dall'ultimo messaggio di Öcalan risuonano nella sala dell'Elite War Hotel di Istanbul. Milioni di persone davanti ai maxi schermi a Van a Diyarbakir, a Schengal a Comiso, fino a Berlino. Poi, di fronte alla delegazione dei 7 membri del Dem appena rientrati da Imrali, non c'è una sedia vuota. Attendono tutti in silenzio. Sullo schermo appare infine la foto di Apo, è seduto circondato dalla delegazione, oltre ad altri 2 prigionieri di Imrali. Il suo messaggio? Deporre le armi e sciogliere il PKK. In Turchia la destra nazionalista spara ad alzo zero e i partiti di governo si intestano la svolta. Gioisce Uras, storico parlamentare socialista. Il dono più grande da lasciare ai giovani è la pace. La trattativa con Ankara va avanti da 12 anni. Questa l'apertura in taglio alto del manifesto. Oltre naturalmente a tutti i richiami che troviamo anche sugli altri quotidiani, lui lo chiama il decretino. Oh, che simpatico! Oggi il decretino, caro bollette, il governo spera che arrivi l'estate. Ed è vero. Chi di voi non spera che arrivi l'estate? Ma ci mancherebbe, siamo tutti qui ad aspettare il caldo e siccome sta già arrivando, lo diciamo perché il riscaldamento globale è una realtà e ci crediamo tutti, e allora basta un decretino, nel senso una roba di qualche mese. Oh, questi stanno a guardare tutto, basta, non ti leggo più manifesto, vado da un'altra parte, ciapala lì. Vediamo altri giornaletti, che è un vezzeggiativo chiaramente, non vogliamo offendere nessuno. Il Domani, lo sciopero unisce la magistratura, ma Meloni tira dritto sulla riforma. E poi Mosca umilia Kiev, non cederemo nulla. Ancora scendo, vi piace l'unità, lo so, le toghe in corteo contro la Costituzione, cancellate l'articolo 111. Ancora un po' più in giù, Trump conferma via i primi dazi, navi cinesi, la maxi tassa è un caso, è il secolo XIX. Sul riformista, il favoloso mondo di Donald. Macron, Starmer e oggi Zelensky, tutti alla corte di Trump. Scendiamo. Cos'altro potrebbe piacervi? Ah, ok, me lo state votando al 340-6709-659. È il secolo d'Italia che titola oggi Sciopero mediatico. Giudici, protesta show. Il governo sì al dialogo, ma la riforma va avanti. In prima pagina lo sciopero anche sulla notizia, adesione record allo sciopero delle toghe dai magistrati, una prova di forza contro la riforma Nordio. Direi che ci tuffiamo sui giornaloni, dai giornaletti ai giornaloni. Sicuramente discepolo del manifesto è diventato ormai il quotidiano Avvenire, che titola quest'oggi Tra il dire e il fare. Tra il dire e il fare, ancora minacce e correzioni di rotta da Trump. I dazi a Canada e Messico dal 4 marzo ad aprile toccherà l'Europa che cerca nuovi alleati. Von der Leyen fa tappa in India. Casa Bianca crocevia dei leader. Ieri la visita di Starmer, oggi Zelensky per l'accordo sulle terre rare. Anche sul quotidiano Avvenire c'è il riquadro. Öcalan suona la ritirata. Per i curdi è l'addio alle armi. Appello dal carcere, il PKK sarà sciolto. Giustizia ferma per sciopero il governo, riforma avanti, boom di adesioni tra le toghe, l'esecutivo non chiude al dialogo. Queste
le principali notizie dal quotidiano cattolico Avvenire, che abbandoniamo per tuffarci. Allora, qui mi stanno richiedendo il Fatto Quotidiano. No, vi lascio ancora lì a macerare col Fatto Quotidiano. Dai, andiamo. Sì, oggi mi sento piuttosto piddino, mi sono svegliato piddino, aiutatemi. Il quotidiano La Stampa, certamente, oggi apre con bollette, aiuti per 3 mesi, 200 euro a famiglia. Si decide quest'oggi in Consiglio dei Ministri, queste sono tutte anticipazioni. Il tetto di reddito per accedere ai bonus innalzato a 25.000, metà dei fondi sarà destinato alle imprese. Interessante oggi La Stampa perché oltre al solito pastone appunto sulle bollette che scrivono tutti quanti, mette anche una meditazione che riguarda il mercato libero. Ma dai, ma guarda, ci siamo cascati tutti quanti nel mercato libero. Abbiamo provato l'emozione libertà col cazzo. Neanche io, dice Simone, io no, noi no, come diceva una vecchia trasmissione. Vero, noi abbiamo resistito, siamo rimasti tra quelli un po' tutelati, sì, un po' tutelati no, perché sai c'è quel mercato che ti tutela ma non si sa per quanto, e che comunque è più conveniente di quello libero, ragazzi, cioè Bersani non so come la pensa, però ste liberalizzazioni non sono mai andate molto bene. Anche la benzina alla fin fine, tranne pochissimi casi, alla fine sono tutti uguali i prezzi. Beh, lo scrive anche La Stampa, che insomma è un po' fare un mea culpa, perché gli amici piddini sono sempre stati per queste liberalizzazioni. È l'Europa che ce lo chiede: liberalizziamo il prezzo del gas, della corrente, libertà, ciapalala. Flop, libero mercato, il risparmio non esiste, ammette oggi sul quotidiano La Stampa Sandra Riccio. Non c'è risparmio in bolletta dopo la fine del mercato tutelato dell'energia. La promessa che con il passaggio al mercato libero ci sarebbe stata maggiore concorrenza tra i fornitori, sì, la promessa piddina, che per rubarsi i clienti avrebbero abbassato i prezzi, non si è realizzata. Vabbè. C'è Descalzi che sempre sul quotidiano La Stampa, con Fabrizio Goria, scrive: il gas russo non serve più all'Italia, ok? E se lo dice La Stampa, ragazzi, ci credete voi alla Stampa, vero? Dazi, Trump salva Londra e isola l'Unione Europea. Alla Casa Bianca l'incontro con Starmer. Tra noi e la Gran Bretagna pronto un grande accordo commerciale. E noi? Ma guarda un po' questo, e adesso ci sarà Macron che dice: almeno un pochino di terre rare a me, dammele, barboni, straccioni, pezzenti, siamo diventati pezzenti. Il presidente e la pace in Ucraina, mi fido di Putin, e su Zelensky cambia tono, ho rispetto per lui. Donald Trump fa un regalo al premier britannico Starmer in visita a Washington. Gli ha fatto sapere che la Gran Bretagna sarà esentata dalla raffica di dazi in arrivo, che non fa parte dell'Europa, cioè fa parte solo quando lo vuole lui. Quanto all'Ucraina, Trump ha detto ieri di fidarsi di Putin come interlocutore. Non è Giorgia, non è il caso che alzi il telefono, ci parli un attimo tu con Trump, dopo tutti i vezzeggiativi che t'ha fatto, complimenti. Dai, è il momento giusto, secondo me, è il momento giusto. Siamo chiaramente sempre sulla Stampa, il mistero da Oscar, lo chiamo alla Stampa. Gene Hackman trovato morto con la moglie, escluso l'incidente, cosa c'era dietro quella faccia da duro, scrive Fulvia Caprara, ma su tutti i quotidiani viene ricordato questo grandissimo attore. E soprattutto le ultime ore dicono che fossero morti da parecchio tempo. Molliamo La Stampa o penetriamo sulla Stampa? Mollo o penetro? Vabbè, mi guardi con quella faccia di compatimento. D'altronde bisogna galvanizzarli un po' gli ascoltatori. Che ore sono? Datemi un orologio, sono le 7:45, dai. Se non c'hai un po' di alzabandiera a quest'ora, ma dai, ma te che 30 anni, guaglio!
Andiamo all'interno, che ride. La stampa all'interno, oggi lo facciamo così, perché la stampa dà più spazio alla questione bollette. Su questo fronte, però, siccome io sono leghista, tessera RIA dal 1987, ragazzi, ero un ragazzino, mi sembrava di essere un terrorista. Ho comprato la tessera, non al mercato, al semaforo c'era uno che mi ha venduto, mi ha regalato Lombardia Autonomista. Io ho preso questo giornaletto e dentro c'era il coupon da spedire in via Arbe per ricevere la tessera della Lega. Nel 1987 ho fatto la prima tessera e quando l'ho ricevuta l'ho nascosta perché mio padre, cocchio, se mi prendeva. Poi nel frattempo ho scoperto che era più leghista di me, chiaramente, famiglia selezionata. No, diciamo cose, mentre stanno arrivando un fracco di WhatsApp, grazie, 340 6709 659, commentate le notizie del giorno. A proposito di bollette pazzesche, ora vi dico cosa sta facendo il governo, ma nel frattempo inquadriamo cosa sta facendo la Lega. Ad Arona, confine tra Lombardia e Piemonte, Verbania, quella zona lì, ma anche in tutta Italia. Questa è un'idea che dovete prendere al volo tutti voi sindaci, chiaramente sindaci che volete bene ai vostri cittadini. Vuoi risparmiare sulla bolletta? Vieni in comune. Allora, se ricevete una bolletta della miseria, del gas, della corrente, non state lì a dire non accendo più riscaldamento. Cominciamo a risparmiare andando sul sito dell'ARERA e passando alle tutele graduali, che è un contratto che vi fa risparmiare. Siccome però è un casino il sito dell'ARERA, ma non è colpa dell'ARERA, è colpa della burocrazia piddina che non si capisce più niente, ci sono dei sindaci che vi danno una mano. Almeno al momento ce n'è uno che è quello della Lega e che è il grandissimo Gusmeroli, deputato anche della Lega. Nella sua Arona, dove è sindaco, vi invita in comune per passare al servizio di tutele graduali. Ma l'invito non è riservato soltanto ai cittadini di Arona, Verbania, a tutta l'Italia. Per cui lo sportello dedicato, finanziato con i soldi del PNRR, ragazzi. Quindi se avete parenti e amici che fanno i sindaci in Italia, dategli questa idea. Non è che siamo acculturati così tanto noi della Lega, però ci arriviamo, non ci voleva tanto. Sportello dedicato, martedì dalle 9 alle 13, mercoledì dalle 14 alle 18, venerdì dalle 8:30 alle 11:30 a partire dalla prossima settimana, dal 4 marzo e fino al 30 giugno 2025 al piano terra dell'ex Sala Pagliano. Il tutto ad Arona, Verbania. Speriamo che sia un'idea presa al volo anche dagli altri sindaci. Date una mano ai vostri cittadini, pensionati o semplicemente che non capiscono un cazzo del sito dell'ARERA, a passare al servizio di tutele graduali, che è quello più conveniente, vi fa risparmiare un fracco di soldi, oltre a quelli che vi fa risparmiare il governo e che proprio quest'oggi verrà deciso. E allora, siamo sulla stampa, bollette. Arriva il decreto, c'è un bonus da 200 euro per 8 milioni di famiglie. È chiaro che siamo tutti lì, vediamo se ci siamo dentro. Vertice a Palazzo Chigi per trovare l'accordo finale contro il caro energia. Oggi il via libera in Consiglio dei Ministri, provvedimento da 3 miliardi. Alle piccole e medie imprese e alle aziende energivore andranno 1,3 miliardi di aiuti. I punti chiave. Famiglie, il tetto ISEE per ottenere il bonus sale a 25.000 euro. Ad ogni nucleo andranno in media 200 euro, cifra che raddoppia per i redditi più bassi. Punto 2. Imprese. A sostegno delle aziende il governo stanzia circa 1,3 miliardi di euro. 600 milioni sono destinati alle cosiddette imprese energivore, mentre 700 milioni andranno alle piccole e medie imprese. Punto 3. Trasparenza delle bollette. Scusate.
Mi viene da piangere, scusate. Trasparenza delle bollette. Cioè, capisci che... Ma l'hai presa mai in mano una bolletta della corrente o del gas? Ma ci vuole un mago per riuscire a trasformare la bolletta in una roba semplice. Beh, signori, questo governo ce la farà. Ce la farà, il governo ha deciso di standardizzare le bollette destinate ai clienti vulnerabili. I documenti saranno più trasparenti, cioè tu guardi e non vedi niente, vedi la tua mano dall'altra. È uguale per tutti i fornitori di energia. In poche parole, stiamo scherzando chiaramente. Questa è una rassegna stampa show, spettacolo per voi dormiglioni che mi ascoltate. Sveglia, giù dalle brande, sveglia. Ancora letto, vergogna. Cerco di tenervi svegli ogni tanto, sdrammatizzando. No, mica uno scherzo. Vediamo. È una scommessa. Riuscire a fare una bolletta più trasparente, ma con tutte quelle voci che ci sono c'è poco da fare trasparenza, o no? Le metti tutte insieme e le chiami magna come voce e direi che rende abbastanza bene. Siamo sul quotidiano La Stampa, che oggi, signore e signori, ho scelto perché è l'unico che, oltre a parlare di questo decreto in arrivo quest'oggi venerdì, ammette il flop del libero mercato. Sandra Riccio, ti facciamo un monumentino. Niente risparmi in bolletta dopo la fine del sistema di tutela. Ma dai, c'è arrivata anche La Stampa. No, oggi c'ha coraggio, è l'unica che scrive sta roba, ragazzi. Cioè, tutti noi lo pensavamo, ma avevamo quasi paura a dirlo. Non lo dice nessuno, mi starò sbagliando, sto risparmiando molti soldi. Le nuove offerte sono più care. Per l'elettricità centinaia di migliaia di persone pagano da 200 a 300 euro in più ogni anno. Così scrive oggi il quotidiano La Stampa e ti dico, è da premiare solo per questa missione che per i piddini chiaramente è una roba da digerire e non facile, perché sono loro che hanno fatto il tifo. Sì, lo dice l'Europa, lo chiede l'Europa. Nella pagina successiva, oggi La Stampa, te l'ho detto, è da comprare, è inutile che dici no, la devi comprare, esci di casa, pagina 4, c'è l'intervista ad Adolfo Urso, il nucleare contro il caro energia. Con i dazi gli Stati Uniti vogliono dividere l'Unione Europea. Vi ribadisco la prima frase: il nucleare contro il caro energia. Il ministro delle imprese oggi sulla Stampa: sull'ex Ilva useremo il Golden Power e se necessario lo Stato sarà nel capitale. Stroppa attacca Fratelli d'Italia, è il troppo stroppa. Il governo si occupa dell'interesse pubblico, io rispondo solo al Parlamento. Alessandro Barbera oggi intervista Adolfo Urso. Dove? Proprio lì, sul quotidiano La Stampa. La strategia: tu vieni un giorno a casa mia, vedi che ho le montagne di quotidiani La Stampa. Ma allora ti pagava, sì, per accendere il camino. La strategia per rispondere alle tariffe in modo efficace può essere solo europea, dichiara oggi Urso. Dove? Sul quotidiano La Stampa. Merz appartiene ai popolari UE e condivide con noi la battaglia per nuove regole. L'atomo di domani sarà made in Italy grazie ai nuovi SMR, reattori piccoli e sicuri. Se vi interessa, scusate, ma c'ho un reattorino qua sotto che fa un po' di puzzette oggi. Se vi interessa l'argomento energia nucleare, oggi Adolfo Urso, non so dove sia intervistato, non so proprio, guarda, mi sfugge. Sempre su quel giornale che non mi sfugge, sì, adesso lo mollo, che cazzo. Ospedali, lite a destra, ognuno poi lo titola in modo diverso. C'è un quotidiano che oggi anche lo intervista, chi? Il presidente della Lombardia. Cioè, non c'è andata giù sta roba, va bene, hanno eletto Niguarda il miglior ospedale, l'ospedale di Niguarda, che è una città dove si ruba anche portafogli in corsia, lo dico perché è successo e me l'hanno comunicato, come in ogni grande città.
ci mancano le baby gang e i Maranza che girano per i letti. Allora, no, non ancora, non ancora, però ospedali, lite a destra. Fontana boccia la classifica del ministero, inaccettabile, ed evoca il complotto anti-Nord. Questa cosa, signori, ci fa venire fame. Voi che mangiate pane e politica, voi che siete storici elettori della Lega, voi che la Lega non l'avete mai votata, però vi puzza sta cosa. Come mai scrivono sta roba? Il complotto anti-Nord, da sempre c'è, da sempre, paga, è la gallina, Schillaci si offende, dice inopportuno, però così è il quotidiano La Stampa. La Lombardia sta sulle balle a tutti proprio perché è la regione migliore. Hai capito? È un po' come quella parlamentare con la borsetta, con le borsette, con molte borsette, che sta sulle balle solo perché è ricca, hai capito? Continuiamo a ricevere da Roma attacchi ingiustificati per crearci difficoltà. Lo ricordiamo, la classifica della sanità regione per regione vede al numero 1 la regione Veneto con il numero 288, al numero 2 la Toscana 286, terza posizione per Emilia Romagna 278 e poi la provincia autonoma di Trento 278 anche lei. La Lombardia è soltanto sesta con 257, al pari con la regione Umbria. Lombardia ed Umbria pari sono, uguali sono. A voi l'ardua sentenza. Avete un numero di telefono per i vostri WhatsApp 340 6709 659 e dopo le 9 potrete entrare anche in onda chiamando 029294 7222. Chiaro che Fontana lo riprendiamo da altri quotidiani perché c'è dappertutto. Ultimissima segnalazione dal quotidiano La Stampa, era proprio La Stampa, che arriva da Torino, visto che oggi alle 11:30 abbiamo Preioni, consigliere regionale della Lega a Torino, violentata a 12 anni in stazione, sul telefono tracce di altri uomini. Torino, la denuncia di una studentessa delle medie. La madre, ho scoperto tutto dalle app, un ventenne accusato di abusi sessuali. Dispiace ammetterlo, ma forse è meglio che noi genitori ogni tanto prendiamo in mano il telefonino dei nostri figli. Se c'hanno il blocco ti fai dare la password, che cazzo, cioè non è pensabile, diventa pericolosa la cosa. Sì, devo recuperare, sono messo in castigo dagli ascoltatori perché ho osato iniziare la rassegna stampa col quotidiano La Stampa, appunto. C'è qui la verità, calda per voi, signori. Tra pochissimo i titoli e gli approfondimenti del quotidiano La Verità. Ma prima la canzone indipendente. Ogni mezz'ora prendo fiato e mi bevo un whisketto con un artista indipendente. Alle 8 storicamente abbiamo un pianista. Oggi Francesco Strano.
Va meglio? Va meglio? Dopo il pianista Francesco Strano ci si sente un po' meglio. Anch'io mi sono risvegliato e non sono più piddino. Signori, sono guarito, sono guarito! Grazie Francesco Strano, immortale. Questo estratto dal suo ultimo album che si trova online e sugli store digitali e su YouTube. Francesco Strano dedica questa canzone intitolata Immortale a chi ci ha lasciato, chi non è più con noi, chi vive nei ricordi e negli insegnamenti che abbiamo appreso da lui. Una melodia delicata ma intensa che evoca un viaggio tra nostalgia e gratitudine, trasformando l'assenza in presenza eterna. Con il buongiorno da Sammy Varin non siamo eterni, però ancora per un po' ci siamo, soprattutto se ci date una mano qui a Radio Libertà. Viviamo anche grazie al vostro sostegno economico. Certo, se venite in studio con un salame di mezzo metro vi facciamo entrare, però se andate sul sito radiolibertà.net, cliccate sostienici, abbonati e ci fate un contributo con la vostra carta di credito di qualunque entità, vi ringrazieremo a vita, per l'eternità, anche attraverso il conto corrente postale. Lo so che voi anziani amate fare la coda in posta cui Marukit. E allora, conto corrente postale 37671294. 37671294, intestato a Radio Libertà Milano, e ci mettete la cifra, anche 5 euro aiutano la nostra redazione. Cosa ci facciamo con 5 euro? Ci compriamo, devo dirvi tutto, non lo so cosa ci compriamo, cazzo ci compriamo, ma se siete in tanti, 5 euro, 10, 15, riusciamo a comprarci ad esempio il famoso Sfumino. Bravo Simone, preparato. Ok, oggi un bel voto al regista. Lo sfumino, che chiamiamo anche spumino, è quel bottoncino che ci permette di aprire e chiudere il microfono. Io sono qua dove c'è il microfono e giustamente a volte chiudo il microfono per prendere fiato, per tossire, per dire parolacce, imprecazioni verso l'ascoltatore che mi sta sulle balle. Scherzo, ci mancherebbe. E schiacciando il bottone si spegne il microfono. Purtroppo ci si è guastato questo spumino e siamo tutti in dieta. Se ci date una mano, cambiamo lo spumino. Tu dici, no, voglio sentire quando mi dici le parolacce, Sammy Varin. Mica scemo l'ascoltatore. Sembra che a Venezia il 75% dei magistrati del tribunale abbia scioperato per opporsi alla riforma della giustizia proposta dal governo. Quindi la magistratura non si accontenta più di esercitare il potere giudiziario, ma vuole intromettersi anche in quello legislativo e perfino in quello esecutivo, come sta già facendo. Invece di sventolare la Costituzione della Repubblica come un'arma, dovrebbero provare a leggerla. Nihil obstat. Questo è antico bergamasco. Bravo Gio da Venezia, è questa Costituzione sventolata e regalata da Veltroni ai bambini delle elementari. C'è un WhatsApp audio, sentiamo cosa dice questo. Sentiamo. Ciao Sammy, sono Walter. Buongiorno. Ne ho piene le scatole di sto governo di destra, pure di aiutare le famiglie deboli, i deboli. Secondo voi, quelli che sono meno deboli, cosa fanno? Vanno nella categoria dei privilegiati o rientrano anche loro nella categoria dei deboli? Che è chiaro, no? Alzando l'acqua, più l'acqua si alza, più gente beve. E vabbè, cerchiamo di aiutare, non si può farlo per tutti, però cerchiamo di fare qualcosa, soprattutto ribadisco e disco riba, per i pensionati fragili, che sono quelli che spengono il riscaldamento per risparmiare. Mi fa girare le balle sta cosa, signori, io busserei a tutte le porte di pensionati, fammi entrare, fammi vedere che temperatura c'è, troppo freddo, accendiamo, poi chi paghi tu? No, il governo ti fa lo sconto. Parte domani questa decisione, già anche quest'oggi c'è il Consiglio dei Ministri, si partirà da subito, vedrete, arriva il decretino, come lo chiama il manifesto simpaticamente. Un bacino al manifestino. Luca, i soliti baiocconi italici. Baiocchi sono dei buoni biscotti. Il bonus bolletta scommettiamo che servirà solo a pochissimi che hanno un ISE da senza tetto. Questa non so se peggio
peggio della palla detta l'anno scorso, l'autonomia è legge. Sempre più convinto, unica soluzione, indovinate un po', indipendenza. Lo so, caro secessionista, anche Fontana un po' lo è, e infatti oggi è piuttosto incazzato con chi ci ha messo alla pari con l'Umbria, noi della Lombardia, sul fronte sanità. Mi sento un po' offeso anch'io. Se la regione Lombardia fa schifo, perché vengono a curarsi tutti qua? Non capisco. Vero, bravo questo ascoltatore, è vero. Io farei per una settimana, blocchiamo tutti gli immigrati, immigrati, parlo di voi che venite qua a curarvi, basta, per punizione, così imparate a non votare la Lombardia come migliore sanità. Stiamo scherzando, dai, è meravigliosa la tua rassegna stampa, la tua rassegna magna stampa, mi scrive questo, grazie. Il giornale La Verità, libero il cavallo con le ali. Cosa va a cavallo questo mentre mi ascolta? Fammi sentire un audio, fammi sentire. Sammy, ma che dici? Nord, la Puglia è la regione più bella d'Italia, 850 km di corsa, mare meraviglioso, cibo buonissimo, tutto a chilometro zero, non ti manca niente, il clima, sole dappertutto, ma che stiamo scherzando? Tutti contro di me siete, tutti contro di me voi, anche il regista con lontane, se no non entrava in Velerio, origini pugliesi, certo, ma chiaro che la Puglia è la più bella. La Sardegna, devo dire, adesso facciamo anche la classifica dove si vive meglio, ma chiaramente noi siamo assolutamente per un'Italia unita, non so se l'avete capito, ma mi sono frizzato, scusate, mi devo dighiacciare, ma all'interno dell'autonomia, delle responsabilità. Ci prendiamo ognuno le nostre responsabilità? Buongiorno, se la Lombardia non piace a tanti, facciamo che ci teniamo un po' dei nostri soldi che vanno sempre laggiù, anche in Puglia, così potremmo migliorare la nostra sanità. Grazie Mary, si scherza naturalmente. No, siamo serissimi. E allora fatemi ritornare sulla rassegna stampa, grazie a tutti coloro, ma a me piace sta cosa, è veramente. Scriveteci 340 6709 659, come va la sanità dalle vostre parti? Qui in Lombardia molto spesso ci incazziamo, va male, però non pensiamo che appunto in altre zone va anche peggio, va in Umbria ad esempio, va come in Lombardia, che poi è amministrata dal centrodestra, Sammy Varin l'Umbria, La Verità. Tutti contro l'avido Trump. Intanto l'Eliseo briga da ottobre. Ucraina, Macron si finge eroe, ma sotto banco mira al bottino. C'è anche Starmer comunque. I transalpini hanno provato a mettere le mani su terre rare e altri minerali ben prima del cambio della guardia negli Stati Uniti. Anche l'Unione Europea voleva intrufolarsi nell'accordo che oggi Zelensky firmerà invece alla Casa Bianca. Sulla Verità in centropagina il giallo di Ackman trovato morto con la moglie e il cane nella sua villa, ma anche ecco chi trama all'ombra del Papa malato. Da Tuccio a Farrell, da Zuppi al Cardinal Bolletta Krajewski. Oh mamma mia, me lo ricordo, no? Le elemosiniere del Papa. Che ricordi! Il cerchio magico serra le fila e si prepara a gestire la lungodegenza di Bergoglio. Una situazione di incertezza che offre però ampi margini di manovra. Beh, vi dico che cosa pensa mia moglie di questa cosa. Non ha un quotidiano, però ieri mi ha detto una roba molto giusta dicendo: ma basta con ste palle che dobbiamo tutti pregare per Bergoglio, come sta Bergoglio, e c'è solo Bergoglio, e Bergoglio qui, e Bergoglio là. E in effetti ho risposto a mia moglie Marta: guarda, trovi quello giusto, io ste notizie proprio non le metto in rassegna stampa perché le scrivono tutti. No, ha detto una roba vera. Ha detto: ma scusa, se fosse un dammi una botta, non riesco. Se fosse un papa giusto, direbbe: non pregate per me, pregate per chi ha bisogno e non è il Papa che ha bisogno davvero. Ci sono migliaia di malati in tutto il mondo. Un cazzo che preghi per loro.
Gli faccio fondare un giornale a mia moglie Marta, la strillona, no? Come potrei... Non è una... Cioè, io veramente, fossi stato papa, che c'è sempre tempo comunque, e l'avrei detto: non pregate per me, pregate per chi ha davvero bisogno. Io sono qua, ho i medici migliori, l'ospedale più bello del mondo, e in classifica non è proprio il numero 1 come il Niguarda, ma chissà se rubano al Gemelli. Cioè, non ho bisogno. Non pregate sempre per me, basta pregare per me. Invece continua a dire: pregate per me, vabbè. E Radio Libertà, posso dire, un pensiero variniano della famiglia Varin, no? Non lo devo più dire. Va bene, è 340-6709-659. Se non siete d'accordo con mia moglie, potete benissimo scriverlo tranquillamente. 340-6709-659. Mi rituffo sulla verità e all'interno, a pagina 12, De Bortoli trasmette il contrordine su Ok Green. Si è esagerato, un virgolettato che ci fa sospirare. Dopo aver sposato ogni follia ideologica progressista e aver diffamato chi sollevava dubbi, i commentatori dei grandi media iniziano a riposizionarsi. L'ex direttore del Corriere De Bortoli dice: ci sono stati eccessi e ipocrisie. Così Francesco Borgonovo, oggi sul quotidiano La Verità, pagina 12, che più in basso titola: basta gender in aula senza consenso. Proposta di legge di Fratelli d'Italia in favore della centralità della famiglia nelle scelte educative. A Napoli una circolare scolastica parla di bambin con l'asterisco per non fare discriminazioni. Commenti a go stanno arrivando al 340-6709-659, e se mi state per spegnere perché andate al lavoro o andate a comprare il pane o dove cacchio volete andare, andateci pure. Ricordate, questa sera dalle 20 alle 21 torno in replica su Radio Libertà, ripeto le stesse cose che dico questa mattina, capito? E inoltre sul sito radiolibertà.net, cliccando podcast, trovate tutte le nostre trasmissioni, chiaramente anche la rassegna stampa di Sammy Varin. Sono su Repubblica, non mi spostate da qua. Dazi, crollo mondiale, signori, questo è il virgolettato che ci porta all'intervista con il commissario europeo all'economia Dombrovskis. Il PIL globale può calare del 7% e annuncia contromisure di Bruxelles. La Casa Bianca va avanti sulle tariffe contro Messico, Canada e Cina. Trump-Starmer, distanze sull'impegno delle truppe in Ucraina. Entro subito all'interno, giustamente, Dombrovskis: l'Unione reagirà, il PIL mondiale può crollare del 7%. Il corrispondente Claudio Tito ha intervistato il commissario agli affari economici. I dazi di Trump sono ingiustificati e risponderemo in maniera ferma e proporzionata, ma provocheranno una recessione globale. Il PIL mondiale può calare del 7%. Ormai la Casa Bianca sta cambiando paradigma delle alleanze e non possiamo più contare sul suo aiuto contro la Russia. L'Europa dovrà fare da sola e spendere di più. In tutti i modi. Il commissario UE agli affari economici Valdis Dombrovskis replica con decisione alle ultime mosse del presidente americano e annuncia i controdazi dell'Unione e soprattutto sottolinea la necessità di aprire i cordoni della borsa per rafforzare la difesa europea. Non commenta le ipotesi di ricorrere al debito comune, ma per la prima volta nemmeno la esclude esplicitamente. Stiamo riflettendo su come avanzare sulla capacità di difesa utilizzando fondi già in bilancio. I beni russi restano congelati ed è importante che ci sia riparazione per i danni in Ucraina. Ma cosa ci dà in cambio l'Ucraina che ripariamo, facciamo, difendiamo? No? Chiedo per un amico. La Premier frena Salvini, siamo a pagina 6, sempre su Repubblica. La trattativa si fa con l'Unione Europea. Il leghista si schiera per il negoziato a due con Washington. La Meloni dice: a parti inverse Macron lo avrebbe fatto, ma noi siamo responsabili.
C'è pure Tajani, già, la materia compete a Bruxelles. Appello di Giorgetti, i paesi del G7 devono fare fronte comune. Oggi un paginone sul quotidiano Repubblica, che però intervista anche, e ci vado a picco, a pagina 7, Luca Zaia. Non possiamo permetterci una stangata? La risposta sia unitaria. È d'accordo con la Meloni. Concetto Vecchio intervista il capo della regione Veneto. Luca Zaia, il suo Veneto potrebbe potrebbe reggere i dazi minacciati da Trump? Risponde Luca Zaia, no, che non ce li potremmo permettere. Gli USA sono un mercato di elezione per molte nostre aziende del turismo, dell'agroalimentare, dello sport system, del mobile, dell'high tech, dell'aerospazio e di molti altri settori ancora. Quanto incide sul vostro PIL l'America? Gli Stati Uniti sono uno dei principali partner commerciali del Veneto. Esportiamo merci per oltre 8 miliardi di euro. Nel 2023 si è registrata una flessione del meno 5,8, ma gli USA restano un mercato chiave, forse il più importante per noi. Trump fa sul serio quando minaccia il 25%? Risponde Luca Zaia. Trump è un businessman, è abituato a trattare, prova a fare il suo gioco. E quindi che bisogna fare? Trattare, dice Zaia. Chi deve farlo? L'Europa? L'Europa, certo. L'Unione Europea deve rispondere in maniera unita, ma la vedo debole, afona, non autorevole e mi dispiace constatarlo da europeista. Trump sostiene che l'Unione Europea sia nata per fregare gli Stati Uniti. Risponde Zaia, non è vero, siamo amici. Gli Stati Uniti devono molto alla cultura e alla storia del vecchio continente. Basterebbe vedere i cognomi dei loro cittadini. Il rapporto è davvero da gemelli siamesi e siamo loro riconoscenti, perché gli USA ci hanno aiutato a liberarci dalla dittatura e anche grazie a loro se siamo una democrazia. Trump punta a dividerci? Sì, risponde Zaia, al divide et impera. Perciò bisogna essere più autorevoli, sedersi al tavolo, vedere le carte, non minacciare, parlare con una sola voce. E l'Italia cosa può fare? Il nostro governo, visti i buoni rapporti con Trump, può essere il frontman dell'Europa, l'unico paese del G7 europeo che possa vantare un buon rapporto con questo governo americano. Finora la nostra politica estera è stata autorevole, siamo centrali, sfruttiamo questa nostra forza acquisita. Come fare nel concreto? Dice Luca Zaia, farci carico della mancanza europea. L'Europa si deve dare una sveglia. Salvini sta con Trump, non la pensa come lei, dice Zaia. Non so cosa abbia detto Salvini. Non è minimamente preoccupato? Ma nemmeno io lo sono, è tutta una questione di atteggiamento. L'Europa è il più grande mercato economico, con 400 milioni di abitanti, ma non ha l'autorevolezza politica per rappresentarlo. Nemmeno a Trump conviene una sfida con l'Europa, a parte che in America crescerà l'inflazione. Non è un rischio calcolato? Secondo me lui vuol vedere fin dove si può arrivare, parla anche ai suoi elettori. Vediamo qual è il punto di caduta. Col Messico e col Canada è andata così. Non è troppo remissivo Zaia, ma non possiamo decidere noi chi è il presidente degli Stati Uniti. Trump non è gentile, prende a spallate la porta, ma se nessuno gli risponde la butta giù. Non dobbiamo avere complessi di inferiorità, ma bisogna saperlo fare. Sa come si dice dalle mie parti? Che si prendono più mosche col miele che con l'aceto. Il ruolo della diplomazia è fondamentale. Ma l'Europa gli ha ricordato che reagirà punto su punto. Risponde Zaia, non bisogna minacciare ma sedersi a un tavolo. Siamo componenti della stessa famiglia, ma è come se non ci parlassimo pur mangiando allo stesso tavolo. L'America non c'è più amica, non è un problema enorme? Ma guardi che i dazi li hanno messi anche Obama e Biden, non sono una novità. Qui la sfida è anche politica. Noi abbiamo più abitanti dell'America, dobbiamo avere buoni rapporti con loro, ma senza timori reverenziali. Questo nuovo mondo non le mette inquietudine. Oh, madonna mia, che sfiga che porta Repubblica. Che siete un po' inquieti anche voi. Cicapeo, siamo inquieti. Uscire dalla comfort zone dà sempre preoccupazione, ma spesso nasconde grandi opportunità, risponde il sapiente Luca Zaia. Cosa teme se l'Europa non sarà unita? Trump tratterà con i singoli, i francesi ci stanno già provando. Macron e Trump sembravano molto a loro agio alla Casa Bianca.
dice Repubblica. La Francia ha tifato per i democratici, Trump non lo dimentica. Dicono che lei guardi a Merz. Non lo conosco, lo giudicheremo dai fatti. Merz non vuole farsi intimorire, ma anche lui non potrà rinunciare al mercato americano. La Germania è legata a doppio filo con gli USA. Come finirà? Risponde Luca Zaia. Vedremo day by day, step by step. Bisogna lavorare affinché il vero asse mondiale sia quello USA-UE, uniti per fronteggiare la Cina. Così, a pagina 7 di Repubblica, che pazienza con Repubblica, il governatore del Veneto, Luca Zaia. Repubblica, pagina 15, si occupa anche della Turchia. Certo, lo storico appello di Öcalan, il PKK si sciolga e deponga le armi. Fabio Tonacci, la mossa dal carcere del leader dopo 40 anni di guerra civile, lo scetticismo dei combattenti, un appello che entra nella storia del movimento curdo. Per la prima volta il leader Abdullah Öcalan, in carcere da 26 anni sull'isola di Imrali, chiede lo scioglimento del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, da lui fondato nel 1978, e la dissoluzione del gruppo armato da 40 anni impegnato nel conflitto con l'esercito turco. Una mossa, vedremo, accolta tiepidamente dai curdi combattenti. Su Repubblica, in questa pagina, si ricorda il personaggio, lo zio che sognava una patria e ha mostrato al mondo la causa del popolo curdo. Stavo cercando D'Alema se viene intervistato. No, ma pagina 21 si parla anche della sanità lombarda. Retrocessa, fa litigare Fontana e il ministero. Il governatore furioso per la bocciatura. Le graduatorie sono puttanate. In coro anche voi a casa. 1, 2, 3. Le graduatorie sono puttanate. Ma è vero, eh? La replica di Schillaci. Il linguaggio inopportuno. Ben pensante. E l'intervista a quel simpatico di Garattini, che vecchio è vecchio, ma ragazzi, parla sempre. Case di comunità e più soldi ai medici, solo così si migliora. Non voglio entrare nella polemica tra Regione Lombardia e il Ministero. Credo però che le cose da fare per migliorare il sistema sanitario lombardo e in generale quello di tutte le regioni siano chiare. Pagare meglio i medici e gli infermieri ospedalieri, puntare sulle case di comunità, attuare la riforma dei medici di medicina generale attraverso la dipendenza. Silvio Garattini, farmacologo e fondatore dell'Istituto Mario Negri di Milano, ha le idee chiare quando si tratta di sanità lombarda dopo la classifica basata sul monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza che ha visto la Lombardia scendere dai primi posti del ranking al 7º, con particolare criticità per l'area distrettuale, ovvero quella della medicina territoriale. Premessa che non amo le classifiche, credo che il fatto che i nostri pronto soccorso siano affollati indichi la mancanza di assistenza sul territorio. Nessun cittadino è contento di restare lì ad attendere per ore, per molti però non c'è alternativa. Lo so, qualcuno di voi la pensa diversamente. Chi va al pronto soccorso? 340 6709 659. Ditemi la vostra. Ultima segnalazione da Repubblica: sconto sulle bollette, 2 fasce per i redditi fino a 25.000 euro, ma soprattutto l'intervista a Descalzi. Eni, non c'è più spazio per il gas russo. Investimento di 27 miliardi al 2028 sulla transizione energetica. L'utile cala e il titolo in borsa perde l'1,4%. Con fatica, scrive Emma Bonotti su Repubblica, l'Unione Europea ha imparato a fare a meno dei flussi di gas dalla Russia, già ridotti con l'invasione dell'Ucraina e praticamente azzerati dallo scorso gennaio, e in futuro tornare sui propri passi, ammesso e non concesso che riprendano le importazioni da Mosca, potrebbe non essere immediato. Rispetto al passato, lo spazio disponibile si è ridotto sensibilmente, perché se un attore è assente, qualcuno lo sostituisce. Così Descalzi oggi su Repubblica. Però se finisce la guerra, scusa, a un certo punto riprendiamo anche col gas russo, non si d'accordo. Cambio, una
boccata di libertà sul quotidiano Libero, che apre con: le toghe passano agli insulti, il codice incivile. I magistrati scioperano e coprono di fango il centrodestra. Attacchi così neanche da mafia e terrorismo. Eversione. Fomentano l'odio. A rischio la nostra incolumità. L'editoriale di Mario Secchi si intitola "Il giudice non può essere tiranno". Disfatto lo sciopero, esaurita la liturgia della vibrante protesta, cosa resta? L'iperbole, l'insulto, il tono sbagliato, la descrizione di una realtà parallela che non esiste, la stanchezza di una linea di opposizione politica che non aiuta la causa della giustizia giusta e finisce per dare un altro colpo all'autorevolezza dell'ordine giudiziario. I magistrati che incrociano le braccia contro il Parlamento sono una nota in cronaca surreale. Certificano che il problema della giustizia esiste, ma nel senso opposto a quello che intende l'ANM. I magistrati hanno il dovere di applicare le leggi, non di alzare lo scudo contro una riforma in discussione in Parlamento. Il risultato è l'invasione delle competenze esclusive delle Camere, la tracimazione del giudice nel campo della politica. Questa grave distorsione del nostro sistema istituzionale va corretta per evitare la deriva del governo dei giudici. Non c'è niente di eversivo nella separazione delle carriere già discussa nell'Assemblea Costituente. Quanto all'indipendenza delle toghe, l'articolo 104 della riforma Nordio è chiaro: la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente. La premier Meloni, il sottosegretario Mantovano e il guardasigilli Nordio tutti hanno ribadito più volte la disponibilità del governo all'ascolto, ma non può esserci alcun diktat da parte dell'ANM. Francesco Cossiga, il 19 giugno 2002, disse nell'aula del Senato che il peggiore dei governi possibili è il governo aristocratico dei giudici stessi, o ancora peggio, il governo dei pubblici ministeri, per loro natura inquisitoriali e nel nostro ordinamento ingiustamente irresponsabili dei loro comportamenti e delle loro azioni. Sono trascorsi 23 anni. È ora di voltare pagina. Il Parlamento è sovrano, il giudice non può essere tiranno. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Un flusso umido occidentale provoca un deciso aumento della copertura, specie al centro-nord. In mattinata cielo nuvoloso con qualche locale piovasco, più probabile tra Liguria ed Alta Toscana. Dal pomeriggio molte nubi ovunque, ma poche piogge. Al più isolate tra Liguria, Toscana, Umbria e nord-est. Temperature in calo, in aumento solo al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno cari amiche, buongiorno cari amici di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Fatto, finito, è pronto, il fior d'olio è pronto, molti di voi ci stanno chiamando da tempo, parliamo dell'olio che insomma di un olio molto particolare, 100% italiano, estrazione a freddo, parliamo di leccino di frantoio come tipo di olive meravigliose, abbiamo avuto una resa abbastanza interessante, ma chiaramente parliamo di una nicchia, parliamo di un punto nel mondo, ok? Quindi capite che insomma parliamo di quell'olio che quando vengono qua sul Gardi vichinghi, perché sì, allora noi ci rompono un po', diciamoci la verità, adesso dico delle cose, loro ci rompono i maroni magari in Europa che l'olio deve essere tutto uguale, che il formaggio è tutto uguale, però quando vengono qua in Italia, chissà perché, vengono qua, poi ritornano al loro paesello e pesano tutti 7, 8, 5 kg in più, e chissà perché nel baule ci buttano l'olio, ci buttano il vino, ci buttano il formaggio, un motivo ci sarà. Se volete il fior d'olio, 4 lattine da 1 litro di un olio pazzesco,
da mettere lì sotto chiave, se no il parentado ve lo porta via, ma parliamo di una roba meravigliosa, dovete chiamare questa mattina perché io non ce l'ho per tutti il fior d'olio, 4 lattine da 1 litro, casa vostra, trasporto non lo pagate, 78 euro. 78 euro. Allora, se lo volete chiamate questo numero 030 68 40 408 030 68 40 408. Parliamo di un olio molto importante, di un nutraceutico. Bevetene un cucchiaino la mattina, è un olio è meraviglioso. Per me chiamarlo olio extravergine di oliva vuol dire un po' anche svalutarlo. Il fior d'olio. Siamo qua, imbottigliamo tutte le mattine nella nostra azienda agricola. Fate come volete voi, 030 68 44 08 oppure olioacerbis.com. Alla prossima! Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Io sto ancora ballando il ballo della mattonella. Al Ventura dei Rogers, guarda, storico autore, pianista e voce di questo gruppo, anni 60-70, ha fatto parte anche dei Camaleonti, collaborando con decine e decine di artisti. Grandissimo Al Ventura con Guarda, insieme a Gianfranco Mulas, che gira nei teatri con tanti altri artisti, anni 60, 70, 80. Chiaramente, signori, cercate tutto quanto su YouTube. Queste sono nuove registrazioni che ci stanno, anche perché fanno vedere che l'artista è più vivo che mai, nel senso proprio che c'è ancora, ma soprattutto che produce anche altre canzoni che qui a Radio Libertà trovano spazio. Infatti ogni settimana facciamo girare nuove produzioni di questi artisti anni 70. Al Ventura con Guarda ci ha portato alle 8:36 minuti primi. Buongiorno da Sammy Varin, questa è la mia rassegna stampa, tra virgolette, e questi sono i vostri WhatsApp che arrivano copiosi al 340 6709 659 a commento della mia rassegna stampa. Ieri
Il TG2 ha mandato in onda un servizio sul quartiere Barriera di Torino. È peggio delle vele di Napoli. La polizia ha paura ad entrarci. Governano clandestini e rom uniti nel non intralciarsi nei loro traffici. Bravo Marco, oggi alle 11:30 abbiamo Regione Piemonte, parleremo anche di questo. Sì, tua moglie, come tutte le mogli, ha sempre ragione. Bravo questo ascoltatore, bravo, lo sappiamo noi. Soggiacciamo alle mogli, esatto contrario dei musulmani, è proprio per partito preso, noi siamo il contrario, comandano loro. Famiglie matriarcali e ne siamo felici, molto felici. Ma di Emiliano Latin Lover nulla si scrive? No, sì, ne abbiamo parlato anche ieri. Magistrato non morde magistrato. Bravo Walter. Bravissima la signora Marta. Oh, non esageriamo adesso, non date troppo a ragione che quella poi si monta la testa, Ha ragione, proprio il Papa che parla di uguaglianza, mentre la gente normale per prenotare una visita aspetta 12-18 mesi e va a pagamento. Stanno stufando davvero. Ciao Sammy, hai una moglie in gamba. Enzo da San Mauro Torinese. Grazie Enzo, anche da parte di mia moglie. Adesso chi la zittisce più? Che cosa ha detto la moglie di Sammy Marta? Lo ripeto per chi mi ha acceso adesso. Ha detto basta con sta storia che sono tutti lì a pregare per il Papa, e il Papa come sta, e il Papa ha detto quello, e il Papa adesso sta meglio, e il Papa è vigile con la paletta in mano. Dice, ma ci sono migliaia di malati e nessuno prega per loro. Un Papa vero, oh mamma mia cosa dico, un Papa vero, ho detto niente, faccio finta, prendo le distanze da me stesso, un Papa vero avrebbe forse detto non pregate per me, pregate per gli altri anziani, pregate per i dimenticati, pregate per chi è a casa e oggi non si alzerà dal letto perché non ne ha la forza ed è solo e nessuno lo aiuta. Forse dovremmo pregare per queste persone, La facciamo una preghiera anche per queste persone questa sera e non soltanto per il Papa, che forse è un po' più fortunato. 340-6709-659, signori, così si parla a tavola a casa Varin. Sappiatelo, Varin sei inascoltabile, mi arrendo, spengo. Ecco, Riccardo, che tutti i giorni me ne scrive una, e l'altro giorno la rassegna stampa di Varin è inascoltabile, ridateci Cainarca. Ieri minchia Varin sei inascoltabile, bye bye, spengo. Vabbè, almeno è sincero, e io lo amo questo ascoltatore, Riccardo Rotto. Ti prego, fammi un versamento, conto corrente postale 37671294 per dire Sammy Varin, fai schifo ma ti ascolto ogni mattina. Conto corrente postale 37671294. Grazie, sei simpatico, faccio zapping tra te e Simone Spezia Radio 24 la mattina. Come osa questo? Voglio. Vabbè, no, ma è un onore, assolutamente. Gira un po' Sammy Varin, un po' Radio 24 e me la tiro, ragazzi. Chiaro che di là sono comunisti e di qua siamo leghisti. Insomma, ce l'abbiamo più duro noi o quelli di Radio 24? Facciamo la gara? Un tempo si faceva la gara che ce l'aveva più lungo. Mi censura, Simone è diventato un bacchettone. Simone il bacchettone mi censura. Tra poco mi chiuderà anche il microfono. Farà lo spumino lui. L'ha chiuso davvero. Cioè, è uno spumino umano, Simone. Dopo non ci fanno più il versamento, conto corrente postale 376712. Fate il versamento, faccio come Bergoglio, pregate per... Dai, si scherza, dai, siamo spiritosi, è venerdì, dai, forza, siamo sul quotidiano Libero, signori. La Francia tratta con l'Ucraina, vuole le terre rare per la guerra. Macron lo può fare. Il ministro della difesa Lecornu, che già il cognome uno ti mette sulla strada, rivela trattative da ottobre. Sono stati loro a offrircele. L'Ucraina ha offerto le terre rare a Lecornu e Lecornu l'ha detto sì. E il premier Bayrou, che le amis del Lecornu, si schiera. La spesa militare sia esclusa dalle norme europee sul
sul deficit e chiaramente ci arriveremo anche noi qui in Italia. Vedrete, signori. Pagina 6 di Libero, intervista con Giuseppe Cossiga. Il presidente delle aziende italiane per la sicurezza, AIAD, dice: irrealistico pensare di proteggere l'Unione senza NATO. A breve impossibile convertire la produzione. Soldati a Kiev, non abbiamo capacità logistiche necessarie. Per la difesa europea servono 400 miliardi e almeno 3 anni. Milizie UE, per adesso non è possibile, servirebbe un indirizzo politico comune. Spesa militare, circa il 50% delle armi le compriamo dall'America, il resto è europeo. Oggi sul quotidiano Libero si parla con Giuseppe Cossiga, ma Andrea Valle ci segnala che il Senato boccia l'esercito continentale. Esulta Salvini, viva la pace. Stop del Senato a tutti gli emendamenti dell'opposizione che impegnavano il governo ad attivarsi per la costituzione di un grande esercito europeo. Dopo le sortite solitarie di Macron e Starmer, in barba agli altri leader UE, anche in Parlamento qualcuno ha tentato il blitz. Dai banchi del centrodestra però è arrivato un secco no agli emendamenti presentati dai renziani Enrico Borghi e Ivan Scalfarotto alla risoluzione sulla relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea. Così oggi sul quotidiano Libero, che giro nuovamente perché a pagina 9 c'è lo strabismo rosso. Elly riporta il PD al 68, mai alleati a questi Stati Uniti. Cosa c'entra? Mi scrivono che domani inizia il Ramadan. Cos'è? Allora? Non ho capito. È Abdul che me lo scrive. Vabbè, Abdul, va bene, ma sto parlando d'altro. Cioè adesso uno si insinua al musulmano, te lì musulmano che arriva e mi dice che domani, dai, dopo ti metto su Ramadan, facciamo un Ramadan. Elly riporta il PD al 68. Sto parlando di tutt'altra cosa, mai alleati a questi Stati Uniti. E così ha detto Elly, che ultimamente, signori, sta dicendo anche cose, non dico intelligenti, nel senso le ha sempre dette, no? Le cose intelligenti, Elly Schlein, però dei ritornelli che restano impressi. Io ho parecchi amici DJ, sapete che ogni tanto ci fanno la canzoncina, cercate Sammy Varin su YouTube, ci sono delle canzoncine estrapolate anche dalla mia rassegna stampa, e adesso è ora di farne anche qualcuna con le battute di Elly, coniglietto, le borsette, e dice delle cose che restano impresse, sta diventando quasi simpatica. Schlein, l'anti-americana, ha detto: finché c'è Trump non si può contare su Washington, signori. Poi si schiera con la CGIL al referendum anti-Joe Biden con metà Dem contrari. Elly Schlein contro Donald. L'Unione Europea non potrà contare sugli Stati Uniti finché ci sarà Trump. Se c'è una leader contro di lui sono io. Per noi non sarà mai un alleato. Hai capito? Hai capito? Cioè, praticamente se c'erano loro al governo si alleavano con Putin. Ale, wow, wow, yeah, yeah. Complimenti a Soumahoro, signori. È arrivato il sia su ordine del giorno sulle colonie. Ma poverino, io sono contento di questa cosa. Il deputato del gruppo misto Abdoumakar Soumahoro, quello degli stivali, esulta. Il governo ha accolto il suo ordine del giorno per preservare la memoria della colonizzazione. Bravo, bravo Soumahoro. Eccolo lì, il Ramadan anti-ebrei dei Propal. Abdul che mi scrive, va bene, te lo leggo. Oh, signor, guai a mangiare datteri israeliani. Alla larga anche d'avocado, erbe aromatiche, peperoni coltivati su terre palestinesi rubate. Per non parlare della pizza, Pizza Hut, Domino's Pizza, Papa John's, Sort Mammoth, di ciò che offrono fast food come McDonald's e Burger King. E le bevande? No categorico a bere Coca-Cola. Il decalogo del boicottaggio messo a punto dalla rete italiana dell'International Solidarity Movement
il movimento internazionale nato nel 2001 per supportare la lotta di liberazione palestinese con la pratica della non violenza attiva. In occasione del Ramadan che parte domani e si conclude a fine marzo, Ramadan, facciamo un Ramadan, è un mix perfetto tra antisionismo, se non antisemitismo, e delirio in piena regola. Porre fine a ogni complicità statale, aziendale e istituzionale con il regime genocida di Israele è più urgente che mai. Intensifichiamo le campagne organiche, facciamo uno sforzo consapevole per rafforzare le compagini globali di boicottaggio dei prodotti delle aziende complici israeliane e internazionali, si legge nel comunicato diffuso dagli attivisti. Dunque, come agire nel concreto per supportare la causa palestinese? Innanzitutto verificando attentamente la provenienza dei prodotti ortofrutticoli sulle rispettive etichette. Le principali esportazioni di Israele, dicono i militanti, sono coltivate su terre palestinesi rubate e in particolare i datteri sono coltivati con l'acqua rubata. L'obiettivo principale in ogni caso è quello di boicottare tutti i prodotti provenienti da Israele nel tuo supermercato. In che modo? Chiedi che vengano rimossi dagli scaffali, arringano i filo palestinesi. Te capì? Buon Ramadan a tutti i musulmani bravi, quelli bravi, mi raccomando. Sì, sto per fermarmi, ma ancora sul quotidiano Libero, Vienna, governo senza destra, ma col programma di destra. Centro, socialisti e liberali avevano litigato pochi mesi fa. Poi, con l'ok del presidente Van der Bellen, trovano l'accordo solo per escludere FPÖ, ma copiandone le idee. Amedeo Ardenza oggi da Berlino sul quotidiano Libero a pagina 16. Roba buona, assolutamente da leggere, quindi Libero è da comprare, anche perché a pagina 19, signori, ci sono i Maranza che sfidano i napoletani. Sabato faremo un macello. Alta tensione anche per la partita di domani al Maradona. Li avete visti Maranza su Instagram? I figli degli immigrati residenti al nord annunciano su TikTok un marzo di fuoco. Sud, preparati, arriviamo col Frecciarossa. La prima tappa a Roma, l'ultima a Palermo. Claudia Osmetti oggi sul quotidiano Libero, pagina 19, dove ci si occupa anche dell'uomo col fucile. Dov'è finito l'uomo col fucile? Ti han beccato, Simone. Sei passato dalla stazione centrale di Milano, c'è la foto di un uomo col fucile che potrebbe essere finto. Un uomo con un fucile in mano è stato avvistato ieri pomeriggio da alcuni passanti alla stazione centrale di Milano. E non si sa che fine ha fatto, ma soprattutto cosa faceva con sto fucile, ma magari era finto. E uno non può andare in giro con un fucile di plastica. Bah! Noi ci abbiamo fuori i militari che fanno la guardia e ce l'hanno il fucile cattivo. C'hanno tutto, mitragliatrice, eccetera. Ma questo che ci faceva in stazione? Era un regalo, va bene, era un regalo. Mogliamo il quotidiano Libero, certamente, 5 minuti e avremo il Qui Parlamento, ma avremo anche tanti WhatsApp vostri al 340 6709 659 e soprattutto le vostre telefonate in diretta. Già, tra poco apriamo i telefoni. Mancava il Fatto Quotidiano. Ok, c'è sempre qualcuno che me lo fa notare. Fece traffici sul Covid, la legge Nordio lo salva. Amico di Crosetto, Innocenzi archiviato per traffico di influenze. Sciopero l'80% dei magistrati, Meloni lite con Salvini, Tajani. Chigi apre a mini modifiche su sorteggio e quote rosa, ma discute coi vice premier e lascia invariato il DDL. Coppi, mai perso un processo perché giudici e PM sono colleghi. Mogliamo il Fatto Quotidiano, certo, io faccio solo un assaggino, ci mancherebbe altro, e vado sul Corriere. Difesa il piano di Meloni, ma soprattutto, e che ci interessa, l'ira di Fontana. Sanità, classifiche inaccettabili. Risponde il Ministero
inopportuno. Volo immediatamente all'interno del quotidiano Il Corriere della Sera l'intervista di Sara Bettoni, noi indietro nella sanità. I super burocrati romani ci vogliono penalizzare, l'autonomia dà fastidio. Fontana, tutto è partito da quando insisto sul federalismo fiscale. Sono cose cervellotiche che hanno l'obiettivo di penalizzarci. In sintesi, sono tutte puttanate. Attilio Fontana, presidente della Lombardia, non ha accettato di buon grado, per usare un eufemismo, la pagella del Ministero della Salute, in cui la regione da lui guidata risulta sesta con 257 punti, a pari di merito con l'Umbria, per la qualità delle cure, in calo di 14 punti rispetto all'anno precedente. Nella classifica svetta il Veneto, seguito da Toscana, Provincia di Trento, Emilia-Romagna e Piemonte. Governatore, chi vuole penalizzare la Lombardia? Chiede il Corriere a Fontana. Ce l'hanno con noi i super burocrati romani. E perché porterebbero avanti questi attacchi? Guarda caso, tutto è partito, risponde il presidente della Lombardia, da quando insisto sull'autonomia e sul federalismo fiscale, che non ha bisogno di nulla per essere applicato, ci sono già i decreti. Con il federalismo, una parte delle risorse non sarebbe più distribuita da Roma, ma incassata dalle singole regioni. Insomma, potremmo prendere ciò che è nostro senza dover mendicare, e questa cosa dà fastidio a chi gestisce il potere. Ovvero al governo, che è di centrodestra come la giunta lombarda? No, risponde Fontana, ai direttori generali e a tutte quelle persone che riempiono i ministeri, quelle persone che non se ne vanno poi quando cambia il governo. Ha sentito Orazio Schillaci in questi 2 giorni? No, non l'ho sentito. Il Ministero della Salute però ha replicato con una nota sulle sue parole, parlando di reazione mal indirizzata, linguaggio inopportuno, ricordando che quei dati non sono una classifica ma uno strumento di valutazione. Risponde Fontana, ho usato parole forti perché la misura era stata superata. Se non si tratta di una graduatoria, questi documenti dovrebbero rimanere riservati. Se invece vengono dati alla stampa, è chiaro che poi i giornalisti fanno le classifiche. Peraltro, l'indicatore che ci ha penalizzato è uno solo. Prosegue l'intervista. Quale? Quello relativo ai ricoveri dei bambini per asma e gastroenterite. Si parla di 1.400 casi in una regione che ogni anno fa circa 1.300.000 ricoveri. Nonostante questo, il parametro ha sconvolto la nostra graduatoria, senza contare che nell'analisi sulla prevenzione si erano scordati che ogni anno facciamo milioni di vaccinazioni. Probabilmente 2 indizi fanno una prova e la cosa mi ha fatto perdere le staffe. E nonostante questo non ha telefonato a Schillaci? Risponde, sono sicuro che questa analisi non è passata dal governo, le valutazioni le fanno i tecnici. Qualche mese fa era successa una cosa analoga in un altro ambito e il ministro competente, quando gliene parlai, mi rispose, chi ha scritto questa stupidata? Vi ricordate? Il prodotto interno lordo della Sicilia è più alto di quello della Lombardia. Il mio profondo innervosimento, ma non voglio di nuovo esagerare, è nei confronti della struttura burocratica, scrive quest'oggi Attilio Fontana sul quotidiano Il Corriere. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Il provvedimento che esaminiamo oggi intende promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i viaggi delle nostre scuole nei luoghi della memoria, per tenere vivo il ricordo della Shoah, il genocidio nazista degli ebrei. Lo studio dell'Olocausto è un supporto alla formazione della coscienza per gli studenti che possano meglio comprendere e combattere le ramificazioni del pregiudizio, del razzismo, dell'antisemitismo e del ragionamento per stereotipi in qualsiasi società o gruppo. È l'occasione migliore per sviluppare la consapevolezza del valore della diversità in una società pluralista e la sensibilità alle peculiarità delle minoranze come occasione di crescita e soprattutto di cambiamento attraverso il sapere consapevole. Perché, come scrisse Primo Levi, se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può tornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte e oscurate, anche le nostre.
Il disegno di legge, a prima firma della collega Pirovano, senatrice del gruppo Lega, nasce dalla volontà di far conoscere da vicino a quanti più studenti possibili la realtà dei campi di sterminio nazista. Il genocidio ebraico è una storia di persone, carnefici, vittime, ma anche molti spettatori. È una storia di uomini e donne che hanno scelto di dare morte o convivere con essa. È una storia che interroga da vicino la nostra quotidianità e soprattutto la sfera della responsabilità. La dimensione empatica ed emotiva non è sufficiente a spiegarla. Essa può essere però lo strumento attraverso il quale ci si ponga interrogativi cui lo studio dei processi storici può dare risposte. Del resto è questo il ruolo della scuola che vogliamo e delle agenzie di formazione: dare risposta e soprattutto creare nuova coscienza. Il tema da affrontare oggi in tutte le sedi, alla luce di altri genocidi accaduti e guerre ancora presenti, è quello dell'odio, che si sente a volte anche in contesti in cui non dovrebbe esserci. Un sentimento estremo, ma fin troppo presente nell'uomo, alla base del quale troviamo però una radice più profonda da combattere allo stesso modo, l'indifferenza. Ed è anche attraverso il prezioso dono della memoria che troviamo una volontà di coerenza da raggiungere attraverso le dimensioni dell'emotività e dell'empatia. Dobbiamo tenere alto il valore della memoria, dobbiamo insegnare ai nostri giovani che solidarietà e soprattutto pace sono valori irrinunciabili e che la guerra e la distruzione sono sempre in agguato. Dobbiamo insegnare loro il valore del sacrificio, dell'accettazione e della rinuncia con modelli positivi attraverso il racconto delle azioni dei giusti. E mi viene in mente una frase: bambina mia, stammi vicino, ti proteggo io, vieni dentro le mie braccia e sarai finalmente al riparo. E tu come farai, mamma? Chi proteggerà te? Chi farà in modo che nessuno ti veda? Non ti preoccupare, piccola mia, noi oggi siamo tutti invisibili. Davvero, mamma, è una specie di superpotere il nostro? Sì, figlia mia, oggi non ci vede nessuno, ma domani si ricorderanno tutti di noi. Il senso profondo della memoria, appiattendo il passato sulla ritualità, non vogliamo dovere della memoria che imponga a scuole, enti e istituzioni, ma suggeriamo alle scuole, agli enti e alle istituzioni di non perdere il gusto di ritrovare la memoria. La storia della Shoah fa ormai parte a pieno titolo del programma scolastico di storia contemporanea e ricordiamo che il 27 gennaio è il giorno riconosciuto della memoria, ricordo dello sterminio e della persecuzione del popolo ebraico. I viaggi della memoria sono parte di un percorso, ma anche una parte importante, perché rispetto a queste visite sempre più frequenti e richieste ci sono testimonianze di molti studenti che raccontano di essere tornati diversi, come se dentro ci fosse una forza nuova. E soprattutto ricordo a tutti e anche a me stessa che sono oggi anche fino a 2 milioni di turisti, di persone che visitano Auschwitz. Nel 2018 da parte del presidente Mattarella vi è stata la nomina a senatrice a vita di Liliana Segre, superstite di Auschwitz, per aver dato lustro alla patria per altissimi meriti nel campo sociale. In quel momento è stato affermato l'altissimo merito di una donna coraggiosa sopravvissuta al campo di sterminio. Ricordare significa anche passare il testimone da una generazione all'altra, in un momento storico in cui si parla ancora troppo poco di guerra e poco di pace. Il dovere della memoria è per noi una priorità. Auschwitz è dentro di noi, non fuori di noi. La peste si è spenta, ma l'infezione serpeggia, ed è per questo che dichiaro il voto favorevole della Lega Salvini Premier, un voto privo di ipocrisia, privo di parallelismi arditi quanto inefficaci, soprattutto di voli pindarici e vergognose ricostruzioni come solo lo svilimento culturale di tali partiti di opposizione può concepire. E ricordo a tutti che il sindaco di Pinerolo, insieme alla maggioranza dell'estrema sinistra e del Movimento 5 Stelle, rifiutò di votare la cittadinanza a Liliana Segre. Grazie. Qui Parlamento. Ciao a tutti, sono Gypsy Fiorucci, un saluto al carissimo Sammy Varin e a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Vi presento la mia nuovissima epic version di Unico in questo universo, il mio inno all'unicità
che celebra e promuove l'inclusione e l'autenticità dell'essere, una versione impreziosita dalle vibrazioni dello strumento monocorda armonico. Queste onde sonoro-vibrazionali che ci riconnettono con il nostro sé autentico, ma soprattutto che riportano energia, armonia, equilibrio e benessere psicofisico. Quindi vi lascio a questa danza vibrazionale che è appunto unico in questo universo Epic Version e vi abbraccio fortissimo, la vostra Gypsy. Bella, bella meditazione mattutina, unico in questo universo, nell'epic version di Gypsy Fiorucci, cantante umbra, suonoterapeuta vibrazionale. Pensate che è anche arrivata seconda al Festival della canzone cristiana di Sanremo dell'altra settimana con il pezzo Regina del suo regno, che prossimamente vi trasmetterò. Questa è, dicevo, la epic version in cui Gypsy Fiorucci suona un monocorda
monocorde armonico che produce frequenze benefiche. E in effetti ne abbiamo risentito un po' tutti quanti, ci sentiamo meglio, anche voi a casa, speriamo. Grande Gypsy Fiorucci, cercatela sugli store digitali ma anche su YouTube con Unico in questo universo. 6 minuti dopo le 9 del mattino, il buongiorno si sente dal Varin e dalle agenzie di stampa. Signori, indovinate come apre quest'oggi il quotidiano, il Corriere, Repubblica? No, l'agenzia ANSA soprattutto. Una notte tranquilla per il Papa. Ora sta riposando e uscito dalla fase critica. E qui naturalmente vi ripropongo la meditazione che ha lanciato ieri sera a cena mia moglie Marta, dicendo: ma com'è che tutti parlano solo del Papa e la salute del Papa e il Papa, bisogna pregare per il Papa, eccetera. Ma perché non preghiamo per le migliaia di persone che hanno davvero bisogno di una preghiera? E posso fare dei nomi a caso tra voi ascoltatori e ascoltatrici, è vero, tantissimi anziani e non soltanto, che purtroppo hanno tanti guai, tanti problemi, le bollette pure quelle, signori, ma soprattutto per chi è da solo. L'Emilia da Como, lo so Emilia che mi ascolti, la Lia Moretti, grandissima artista di musica in lingua, ma c'è la Graziella, c'è Luciana, sono tantissimi amici storici di Radio Libertà e ancora di Radio Padania Libera, magari purtroppo non più giovani o con tanti guai. Perché? Perché i quotidiani non aprono ogni giorno ricordando una di queste persone a caso, dicendo: oggi preghiamo per Emilia da Como? Non sarebbe più bello che un Papa dicesse: non pregate per me, pregate per Lia Moretti, per Emilia da Como, per Piero, per tutti coloro che non sono più giovani e hanno bisogno di una mano? Non sarebbe un pensiero bellissimo da parte di noi giornalisti o quelli professionisti, naturalmente, aprire ogni giorno la prima pagina del quotidiano con la foto di uno di questi anziani o di una persona disabile che ha davvero bisogno delle vostre preghiere? Non che il Papa non le abbia bisogno, ci mancherebbe altro, ma un Papa è trattato sicuramente meglio di molti di voi. Chiusa la polemica. Sammy Varin che usa la radio per fare le polemiche, mica l'ho detto io, l'ha detto mia moglie Marta. Ditemi se ha ragione o no. 340-6709-659. La nostra è una radio deva meglio. Rientriamo quest'oggi sul quotidiano Il Corriere. Dove sono? Dove cosa è successo? Sono sul Corriere, certo, non posso non farvelo vedere questo, scusami, e per favore. Cosa succede in Austria? Grande coalizione per escludere l'ultradestra di Kickl. Non si può sbagliare. Austria, intesa tra i 3 sconfitti, cancelliere Stocker. Ragazzi, si mettono d'accordo cani e porci pur di non far vincere la destra, di non farla governare. Ha vinto in Austria, signori. Ve lo andate a cercare, per favore. Vi comprate il Corriere solo per questo articolo, vale il prezzo del Corriere. Ma già che ci siete, vi ho detto anche l'intervista a Fontana, naturalmente, e poi la madre di Saman in aula a Capochino, i giudici vogliono risentire il fratello. Bologna, via all'appello per la 18enne uccisa. La donna è stata estradata lo scorso agosto. Anche qui, servizione. Sì, tra poco le apro le linee, state in attesa. 0292947222, affollate i nostri centralini che tra poco vi sento, ma sul Corriere oggi c'è anche Riccardo Cocciante, grandissima intervista, paginone per Cocciante. Margherita è un'allegoria e il nome all'inizio non mi piaceva, avevo il complesso della statura, la musica è stata la mia rivalsa. Anche nel caso di Bella Senz'anima non era una donna, ma l'espressione di tutta la mia rabbia. Grandissimo. Siamo sul quotidiano Il Giornale, che mette in prima pagina, qui non mi trova d'accordo, un pissi pissi bau bau, una battuta detta fuori dal microfono, e titola: Trump, primi dubbi nella Lega.
Il capogruppo Molinari: Donald ci farà male e daranno la colpa a noi. Preoccupato anche il ministro Urso. Tajani: difendiamo le imprese. L'ipotesi di dazi differenziati a seconda dei paesi UE, meno o più amici. Naturalmente anche sul Giornale: il Papa migliora ancora, fuori dalla fase critica. Chissà mai che cambiamo soggetto, basta Papa. Governo irritato, scrive a pagina 3 il quotidiano Il Giornale. Adesso Donald sta esagerando e la Lega è assalita dai primi dubbi. Augusto Minzolini secondo me ha preso un granchio. Boh. Comunque, il ministro Urso è preoccupato. Siamo vincolati alla Commissione europea. Tajani: difenderemo le nostre imprese. Il capogruppo Molinari, in una battuta, ha detto: la politica estera la fa il leader, ma il 90% non la condivide. Serve dialogare con il PPE, non con i fascisti. Così, in un fuori onda, potreste chiamarlo, il capogruppo Molinari. Sbattuto in prima pagina. Sul Giornale, questo è poco amico, ma è un mio parere assolutamente. E siamo ancora sul quotidiano Il Giornale: la logica del tycoon, commercio e terre rare, l'America prende tutto. E qui è interessante questa analisi. Trump ha un problema urgente da risolvere, un debito troppo grande per sostenere l'impero, non ci sono sufficienti materie prime per USA e Unione Europea. Analisi di Giancarlo Torlizzi, oggi sul quotidiano Il Giornale. Apro le linee, dai 02 9294 7222, entrate in onda con me, commentate le notizie del giorno. Pronto? Pronto, allora sono io. Ciao. Ciao. Mi chiamo Adriana. Ciao. Sono perfettamente in linea con tua moglie. Con tua moglie Marta. Hai sposato una donna intelligente. Grazie. Complimenti. Grazie. Complimenti a lei. Secondo te sto Papa, sì, ci mancherebbe, la salute del Papa è importante, per amor però del cielo, sì, d'accordo, ma giustamente con tanti guai che ci sono nell'umanità, ma diciamo che il Papa è già protetto alla grande. Voglio dire, quanta gente ha bisogno di preghiera invece, quanta gente di cui non sappiamo niente perché non chiedono niente, con tanta dignità. Per cui un abbraccio a tua moglie. Grazie cara. Chiaramente non ne facciamo una cosa di famiglia, ma questo è il pensiero che ha detto a tavola ieri la moglie di Sammy Varin Marta, e giustamente c'era Tabata, c'era Elia, i miei figli, e abbiamo discusso di questa cosa, perché il Papa è solo il Papa e le saluti del Papa, il Papa ha fatto, il Papa ha detto. Perché non mettiamo ogni giorno sul quotidiano la foto di un anziano, di un disabile, e chiediamo di pregare per loro? Magari soprattutto sul quotidiano dei vescovi, non sarebbe niente male. Il Papa che chiede di pregare per chi ha veramente bisogno, per chi è dimenticato molto spesso anche dai propri figli, dai propri parenti, da chi non ha la forza di alzarsi dal letto perché ha paura di cadere, e se cade è davvero finita. Preghiamo per queste persone, anche per il Papa sicuramente, ma forse lui è un po' più protetto rispetto a questa gente. Ogni giorno mettiamo un nome diverso in apertura del giornale importante, e magari anche una foto con un sorriso per questi anziani. 0292947222. Siamo una radio diversa, lo so. Faccio radio da quasi 50 anni e sono un po' stufo di essere omologato alle altre radio. Siamo diversi e lo vogliamo ricordare. Lo ha ricordato anche prima la canzone di Gypsy Fiorucci, unico in questo universo. Pronto? Impossibile non condividere quello che ha detto tua moglie, ma Sammy, ciao, sono Marco da Mantova. Ciao. Io ho avuto mia madre l'anno scorso 3 mesi in ospedale e non aveva l'appartamento personale, mi sembra, come Francesco. Sì. Era in una stanza con altre 3 persone. In un caso c'era anche una donna fuori di testa, poveretta, con l'Alzheimer, che strillava giorno e notte e non sapevano come tenerla ferma, quindi pensiamo questo, a queste situazioni. Comunque, al di là di tutto, io cambio argomento. Allora, innanzitutto l'Ucraina. Repubblica ha raccontato tanto dell'Ucraina, però si è dimenticata di dire che l'Ucraina dal 31 di gennaio ha chiuso il gasdotto che passava attraverso il suo territorio.
che arrivava dalla Russia, tanto per... Quindi l'aumento del gas è derivante anche da questo. Tanto noi le diamo i soldi per pagare gli stipendi al proprio personale. Quindi, e per quanto concerne Trump, è difficile pensare che il giornale dia ragione a Trump, in quanto sono europeisti. Lo sappiamo benissimo che quelli di Forza Italia sono pro-Europa, sono l'altra moneta del PD e non vedono l'ora che questo governo cada per farci il governo nuovo con il PD, con l'accordo di Mattarella. Dunque ragazzi, c'è poco da sperare per quanto concerne anche quelli di Forza Italia. Niente, tutto qua, ti saluto, ciao Sammy. E dici niente signori, Il Tempo titola quest'oggi: Trump Europa, lavoro referendum, la regia di Schlein a Conte, il gelo con i riformisti. Maratina attacca, questo non è il centro. Movimento 5 Stelli, ST Elli, questo è il titolo principale del quotidiano Il Tempo, ma anche stanziati 3 miliardi, sì agli sgravi in bolletta. Per famiglie e imprese è solo il primo passo. Gli ultimi dettagli del decreto bollette sono stati limati ieri sera in una nuova riunione a Palazzo Chigi. Oggi il testo per mitigare gli effetti del caro bollette su famiglie e imprese sarà sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Un pacchetto da circa 3 miliardi con misure sul breve periodo, 3-9 mesi, per fronteggiare l'emergenza. 0292947222. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Mario. Prego. Senti, sempre complimenti. Una considerazione. Ha ragione tua moglie, basta col compagno Bergoglio. Io non auguro la morte a nessuno, per me può campare 100 anni. Però, come si dice, due palle, come dicono a Roma. Allora, un'altra cosa, la gente si lamenta lì a Torino, a Milano. L'altro giorno ho fatto così a Boloncello una ricerca su internet, io non ho tanta familiarità con le nuove tecnologie, e ho visto che a Torino hanno votato meno della metà degli elettori per le comunali, a Milano ha votato il 47%, cioè meno della metà, e a Roma pure il 47%. Allora, gli stessi che si lamentano, no, perché la loro situazione in queste grandi città è disastrosa, la delinquenza, gli immigrati e cose varie, ma perché non muovono il culo quando ci sono le elezioni comunali, Semmi? Roma, che è una città tendenzialmente di destra, perché non ha conosciuto le lotte sindacali che ci sono state al nord, è una città di impiegati, impiegatizia, statale, parastatale, è una città tendenzialmente... Al ballottaggio votò il 40%, vatti a vedere, cioè 2/3 se ne rimase a casa, e il PD, che ha maggiore organizzazione sul territorio, maggior concretezza, ha vinto a mani basse. Cioè questi qua che si lamentano, Sammy, rispondi: scusa, ma te sei andato a votare alle ultime comunali? Grazie caro, grazie caro. E sai perché? Perché ci vuole entusiasmo, ci vuole un personaggio che abbia carisma, che trasmetta emozioni, e quando non c'è, chiaramente non si va a votare e vincono quei melliflui del PD, e che è chiaro, se non ci vanno gli altri è di destra e vince la sinistra. 0292947222. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sono io? Ciao. Ciao Sammy, sono Lucia da Pogliano. Ui. Allora, ti devo fare tanti complimenti perché al mattino, guarda, mi tiri sul morale. Mi fa piacere. Sai che io ce la metto tutta, lo tiro su a me, lo tiro su a Simone, lo tiro su alla redazione, ma soprattutto per voi ascoltatori. La radio è vostra, hai capito? Certo. Senti, allora ha ragione tua moglie Marta. E poi io sto con Trump, non capisco sia il Molinari sia Zaia, non so, qualcuno della Lega, cosa vogliono, stare col PPE ancora lì in Europa? Ma questi qua devono andarsene via, devono nascondersi come minimo. E la von der Leyen e tutta la sua cricca, ma stiamo scherzando? Non è che deve scomparire l'Europa, devono scomparire questi. L'Europa deve essere dei popoli. Mi sembra strano che sono usciti con questa cosa qua. Comunque io sto con Salvini e con Trump. Grazie. Spero molto che riesca a fare qualcosa anche per noi.
Assolutamente, grazie Ciao, cara, ma ciao. soprattutto t'ho detto da una scossa, e la frase rubata a Molinari non è piaciuta neanche a me, ripeto, sono certo che non è il pensiero di Molinari, peccato che il giornale l'abbia messo in prima pagina. Io lo chiamo fuoco amico e c'è dietro qualcun altro, sì, per dare più ragione invece a Tajani che ama I love PPE. Sui dazi temo Ursula più di Donald, e questa ascoltatrice dà ragione anche a Tommaso Cerno, o meglio è Tommaso Cerno, direttore del Tempo, che ha dato ragione a questa ascoltatrice. Oggi il suo editoriale in prima pagina proprio sul Tempo. 0292947222. Pronto? Ciao Sammy, sono Ornella. Ciao Ornella. Ciao, d'accordissimo con tua moglie Marta. Ricordiamolo e la saluto. Ricordiamolo che mia moglie ha detto ieri sera a cena con Sammy Varin, per chi ci ha acceso adesso, Sì. che basta con questo Papa, bisogna pregare col Papa, il Papa come sta, il Papa ha detto pensiamo a chi veramente ha bisogno. Non se ne può più ogni 5 minuti, perché io ho avuto 2 grosse operazioni, cioè nessuno ha mai detto, nessuno nella televisione. Ecco, io metterei in prima pagina la tua foto quest'oggi, dicendo pregate anche per questa persona ogni tanto, mica tutti i giorni. Sono anche carina, tra l'altro sono vecchia, però non sono... Ma sei bella tosta soprattutto, anche meglio del Papa, sì. Ascolta, e poi volevo dire, d'ora in poi, oltre ai nostri prodotti, comprerò quelli di Israele per aiutare questo povero popolo che ha già troppo sofferto. Io di questa sinistra non ne posso più. Avanti Trump. Ciao. Grazie cara, domani inizia il Ramadan, solo per fargli dispetto ai nostri amici musulmani, compriamo prodotti israeliani. Ramadan, facciamo... adesso la vado a cercare la canzone Ramadan, facciamo un Ramadan, Tu dici Simone, spari cazzate, esiste davvero. Anzi, cercala tu su YouTube, facciamo un Ramadan, ma che faccia dice, oh, cazzo mi fa fare, adesso vuole più soldi, facciamo più soldi, facciamo 0292947222, vedi mi ha messo giù il telefono, così impari. Un'altra chiamata, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, la chiamo da Montecatini. Ciao. Senta, volevo dire, sono d'accordo con sua moglie al 1000 per 1000. Urca. Lo dico già subito, ecco, 1000 per 1000, senz'altro. E poi invece una cosa importante volevo dirgliela. Lei deve sapere che l'altro ieri, ogni tanto giro sulla 7 alle 11 quando c'è quel pirla, lasciamo perdere, vabbè. Sì. Quello lì che parla, non invita mai uno della Lega, mai, No. mai, non c'è problema. Ecco, a un certo punto, l'altro giorno diceva, parlava di Salvini, dice, Salvini, ministro dell'infrastruttura a tempo libero. Simpatico. A tempo libero. Allora io ho detto, possibile che non ci sia qualche leghista che telefona, oppure lo stesso Salvini dire, sentite, potete darmi un po' di rispetto per favore, cosa vuol dire a tempo libero? Ecco, non c'è nessuno che interviene, però ieri mattina invece mi sono accorta che avevano invitato uno della Lega, ho detto che strano, probabilmente avranno parlato anche di questa cosa. Allora, a questo punto voglio dire, se non fosse intervenuto per questo, che almeno dica a qualcuno della Lega importante che parli con quel pirla, che adesso non mi ricordo il nome, come si chiama? Beh, meglio non dirlo, certo, avete capito chi è. Grazie cara, ma è chiaro che sono tutte trasmissioni fatte apposta per andare in un'unica direzione, è minimo, E poi comunque gli vogliamo bene, anche lui conduce la Zanzara con Cruciani e Parenzo. Facciamo un Ramadan, ecco, cristiani e musulmani, tenendoci per mano. Grazie Simone, facciamo un Ramadan, ok? Questa è una storica canzone, ragazzi, è storica, questa è una roba di 15 anni fa, che trasmettevamo a Radio Padania Libera, non l'abbiamo mica fatta noi, l'hanno fatta i nostri amici musulmani, coi cristiani, tutti a fare un Ramadan. 0292947222 e facciamo un Ramadan anche noi, nel senso facciamo un casino della miseria, come al centro Ascatasuna di Torino. Pronto? Sì, ciao Sammy, buongiorno. Allora, il Papa ha riposato talmente bene questa notte che sembrava morto. Era lì proprio bello, tranquillo, che sembrava morto. Questi giornali
tu veramente mi fai impazzire, perché d'altronde cosa dobbiamo fare? Questo abbiamo, e per fare qualche risata dobbiamo pur leggere questi giornali. Questi giornali sono solo ed esclusivamente i giornali italiani, propaganda, sono tutti gestiti e pagati e finanziati per dire quello che vogliono loro dall'USAID, che è quell'ente che ha chiuso Trump e che adesso adagino arriverà anche qui in Italia. La Stampa e Repubblica sono finanziati dagli Elkan, che sappiamo tutti chi sono, Askenaziti, che hanno portato la sede in Olanda, eccetera, per non pagare le tasse, e che erano i maggiori produttori di mascherine quando c'era la pandemia, e adesso sono i maggiori produttori di armi e articoli per fabbricare le armi, adesso che sponsorizzano questi stronzi, le guerre, ok? Quindi i giornali non vanno presi come, se non so, uno legge Topolino, dice ci faccio una risata, ma è esclusivamente propaganda, dicono quello che i loro padroni che li finanziano, perché sennò questi giornali che sono solo carta da culo sarebbero già tutti chiusi. Stanno in piedi perché le agenzie li finanziano e gli fanno dire quello che vogliono, cioè il contrario di... Grazie, perdonami, ma siamo di super fretta. Agli ultimi 3 minuti abbiamo l'ultima telefonata, 2 telefonate, le devo prendere al volo, ma prima perdonatemi, solo per 10 secondi vi devo portare ancora una volta su Libero, perché poi ne parliamo anche con Preioni. Alle 11.30 avremo la regione Piemonte. Vergogna a Torino, il centro sociale che piace al PD, calpestate Meloni e Salvini. Giù il cursore che è caduta la linea. Pietro Senaldi ci ricorda che i militanti di Askatasuna hanno costretto i consiglieri comunali in visita a questo storico palazzo occupato dai centri sociali a passare sulle foto dei leader travestiti da pagliacci. Cioè, se volevano visitare il centro sociale, i consiglieri comunali di Torino dovevano schiacciare le foto dei leader di destra. Vergogna a Torino. Guarda la foto dei leader di destra e ci devi passare sopra coi piedi per entrare nel centro sociale. Questa è una nuova cosa, non era mai successa. Ce ne andiamo? Ce ne andiamo, signori. Sammy Varin vi dice un grande grazie, chiaramente, a nome anche di mia moglie Marta. Abbiamo tirato in ballo anche lei, ma è un pensiero, quello di una preghiera non soltanto per il Papa, ma per chi è malato e non ha nessuno, che io porterei avanti. Magari scriveteglielo a qualche direttore di giornale, quando scrivete le lettere ai quotidiani. Ci vuole molto coraggio, però sarebbe il caso. Grazie per il gentile ascolto. Tra poco l'editoriale del nostro direttore Sallusti, poi Giulio Cainarca e poi Sammy Varin ancora in onda con voi dalle 11 a mezzogiorno con tanti ospiti. Avete ascoltato la rassegna